Allora, pensiamo a questa scena. Immaginiamo di assumere il critico gastronomico più severo e implacabile del paese, per distruggere pezzo per pezzo la reputazione di un ristorante. Un lavoro mirato, insomma. Esatto. E poi, a fine serata, si vede quello stesso critico uscire dal locale dopo aver comprato le quote della società. Diciamo che è un cambio di prospettiva bello radicale. Direi un ribaltamento totale. Eh sì, un caloroso benvenuto a chiunque ci stia ascoltando per questa nuova immersione profonda. Oggi esploriamo una traiettoria biografica e anche professionale che ha dell'incredibile. Una vicenda rigorosamente documentata, tra l'altro. Assolutamente, e ruota tutta attorno a un singolo individuo, ovvero Donald D. Kehoe. La nostra missione odierna è scoprire come un uomo incaricato formalmente di smontare e ridimensionare il fenomeno UFO sia diventato, dati alla mano, il suo sostenitore più autorevole. L'aspetto affascinante qui è interamente nel metodo, cioè non stiamo ricostruendo la vita di un appassionato di fantascienza in cerca di sensazionalismi, stiamo dissezionando l'evoluzione di un militare del XX secolo. Un uomo con una formazione tecnica bella solida. Esatto, un uomo che si è trovato ad applicare il metodo analitico, che è strutturalmente freddo e basato sulle evidenze, a un fenomeno che sembrava sfuggire a qualsiasi misurazione. È il trionfo dell'osservazione oggettiva sui pregiudizi iniziali. Però, sai, per fare un salto del genere, da scettico incaricato a divulgatore principale, l'impatto con questi dati deve essere stato a dir poco devastante. Puoi dirlo forte. Ma i dati da soli non bastano, no? Dipendono sempre dalle lenti attraverso cui li leggiamo. Se un giornalista qualunque avesse letto un rapporto radar anomalo nel 1949, avrebbe potuto, insomma, archiviarlo come un malfunzionamento. Sicuramente. Un falso segnale, un guasto. Quindi, la domanda è: cosa c'era di così particolare negli occhi di Kehoe? Chi era esattamente questa persona? Allora, il background di Kehoe è la chiave di volta di tutta questa faccenda. Lui nasce nel 1897 a Ottumwa, nell'Iowa. Ma è un'America che si prepara alla più grande accelerazione tecnologica della storia e Kehoe non attraversa la Prima e la Seconda Guerra Mondiale semplicemente leggendo i giornali. Entra nel corpo dei Marine, diventa ufficiale e, cosa fondamentale, diventa pilota. E, voglio dire, volare in quell'epoca non era come sedersi oggi nella cabina di un aereo di linea, con i computer che fanno quasi tutto il lavoro. Tutt'altro. Voleva dire sentire la macchina, conoscere la fisica del volo letteralmente sulla propria pelle, capire l'aerodinamica dalle vibrazioni del telaio. Il punto è proprio questo. Sviluppa una comprensione tattica, meccanica, ingegneristica dell'aviazione, che era rarissima. Conosce i limiti di stress dei materiali, le leggi della portanza, il comportamento dei motori ad alta quota. Una competenza a tutto tondo. Certo. Poi negli anni 30 lascia il servizio militare attivo per problemi di salute legati a un incidente, ma non abbandona affatto il settore. Diventa uno scrittore aeronautico e un giornalista di enorme successo. Sapeva tradurre la complessità tecnica in un linguaggio accessibile a tutti. Però aspetta un attimo, vorrei fare un po' l'avvocato del diavolo, se me lo concedi. Prego, vai pure. Eravamo agli albori della guerra fredda. I cieli americani cominciavano a riempirsi di velivoli sperimentali, palloni meteorologici d'alta quota, prototipi militari super segreti. Certo, c'era molta attività in cielo. Esatto. Un sacco di piloti vedevano bagliori strani, era facile confondersi. Come facciamo a escludere che Kehoe non sia stato, insomma, semplicemente ingannato dalla proverbiale luce di Venere o da un gas di palude? Guarda, la sua competenza strutturale serviva esattamente a scartare ipotesi del genere. Lui passava le giornate a intervistare progettisti militari e ingegneri. Sapeva perfettamente a che punto fosse lo stato dell'arte e della tecnologia umana in quel momento. Quindi conosceva i limiti fisici di ciò che l'uomo poteva costruire. Esattamente. Se un aereo sperimentale volava in un certo modo, Kehoe ne conosceva la firma propulsiva, la sagoma, il raggio di virata. Non potevi ingannarlo facilmente. Ed è proprio questa sua abilità inattaccabile a renderlo il candidato ideale quando nel 1949 la rivista True Magazine gli affida un incarico titanico. Che era quello di smentire tutto, giusto? Proprio così. L'editore voleva un pezzo definitivo, scritto da un esperto, che spiegasse razionalmente tutti questi avvistamenti, riducendoli a palloni sonda o illusioni ottiche. Praticamente lo mandano a mettere una pietra tombale sulla questione ufologica, per rassicurare la nazione. Questo era il piano iniziale.
E invece la sua ricerca lo porta a schiantarsi contro un muro di dati militari e testimonianze governative che non quadrano per niente. E nel gennaio del 1950 esce questo articolo su True Magazine che non è affatto la smentita che tutti si aspettavano. No, è stata una vera e propria bomba mediatica. Ha fatto il botto. Keyhoe mette nero su bianco che questi oggetti non solo sono reali, ma mostrano capacità impossibili per qualsiasi nazione terrestre. E il clamore fu istantaneo. Quell'articolo divenne uno dei pezzi giornalistici più letti nella storia americana fino a quel momento. Pochi mesi dopo pubblicò un libro bestseller intitolato I dischi volanti sono reali. Un titolo che non lascia molto spazio all'interpretazione. Nessuno spazio, direi. Entrava nel dettaglio tecnico delle prestazioni di questi velivoli. E qui il discorso si sposta dall'osservazione visiva alla fisica pura. Catalogava resoconti di oggetti che viaggiavano a oltre 10.000 km/h. E qui arriva il bello. Bisogna dare un po' di prospettiva a chi ci ascolta, altrimenti questi numeri sembrano solo cifre a caso. Nel 1950 il caccia di punta dell'aeronautica americana era l'F-86 Sabre. Un gioiellino per l'epoca. Assolutamente, un aereo straordinario, ma a fatica raggiungeva i 1000, forse 1200 km/h. E vibrava, faceva un rumore assordante, lasciava una scia di condensazione enorme nel cielo. E consumava quantità industriali di carburante. Esatto. Keyhoe invece parlava di oggetti completamente silenziosi, senza scia, senza motori a reazione visibili, che andavano a una velocità 10 volte superiore a quella del jet umano più avanzato. C'è un dettaglio aggiuntivo su questo che ha sconvolto Keyhoe, ovvero l'assenza del boom sonico. Giusto, la barriera del suono. E oggetti che infrangevano la barriera del suono a velocità ipersoniche e a bassa quota avrebbero dovuto frantumare i vetri per chilometri, avrebbero generato onde d'urto devastanti. Invece le testimonianze parlavano di un silenzio assoluto. Incredibile. E poi c'era l'enorme problema dell'inerzia. Le famose manovre impossibili. Cioè, immaginiamo una massa metallica grande quanto un aereo di linea che viaggia a 5.000 km/h e poi, senza rallentare minimamente, fa una virata ad angolo retto. Di 90 gradi. Roba da fantascienza. Ma la fisica newtoniana ci dice che l'energia cinetica e le forze G generate da un cambio di direzione del genere dovrebbero letteralmente disintegrare qualsiasi materiale a noi noto, trasformerebbero il titanio in coriandoli. Per non parlare di un eventuale equipaggio. Un equipaggio umano verrebbe ridotto in gelatina all'istante. Parliamo di qualcosa che, insomma, cancella le regole dell'aerodinamica. E questo è proprio l'elemento che convinse l'ingegnere che era in Keyhoe. La tecnologia per resistere a quelle sollecitazioni non esisteva allora e francamente non esiste tuttora. Suggeriva l'uso di tecnologie di manipolazione della massa o campi gravitazionali che andavano secoli oltre la fisica nota. Pazzesco. Ma l'aspetto affascinante qui è che Keyhoe andò oltre il come volavano e si concentrò sul cosa facevano. La sua mente da ufficiale notò subito un modello comportamentale. Non erano meteoriti impazziti. Esatto, seguivano una logica ben precisa. Voglio dire, se un fenomeno naturale attraversa il cielo, lo fa in modo del tutto casuale. Ma se si ferma proprio sopra un silo nucleare, quello è un altro discorso. L'analisi incrociata dei rapporti indicava proprio sorveglianza. Gli oggetti venivano tracciati mentre affiancavano aerei militari, quasi copiandone le manovre, come per studiarli. E stazionavano regolarmente su basi aeree strategiche e centri di ricerca atomica. Era una mappatura sistematica delle nostre difese. Esattamente. Però qui qualcuno potrebbe dire, e torno a fare l'avvocato del diavolo, stiamo parlando degli anni 50. I piloti erano sotto pressione, magari c'era il buio, la paura della minaccia sovietica. L'occhio umano si inganna facilmente. Il cervello cerca di dare senso a stimoli visivi ambigui. Questa è un'obiezione validissima. E Keyhoe lo sapeva. Capì subito che la sola testimonianza visiva non sarebbe mai bastata a convincere la comunità scientifica. Per questo fondò la sua argomentazione su uno strumento che non prova paura e non ha illusioni ottiche: il radar. Che cambia completamente le carte in tavola. Totalmente. La sua predilezione per i casi radar visivi è ciò che ha elevato la sua indagine. I radar degli anni 50 erano basilari. Inviavano onde radio, se l'onda colpiva una massa solida rimbalzava indietro e faceva un blip sullo schermo. Semplice e brutale. Eppure l'aeronautica provava a liquidarli come inversioni termiche?
no? Sì, dicevano che erano bolle d'aria fredda e calda che piegavano le onde radio. Solo che, insomma, un'inversione termica non accelera da 0 a 3000 km all'ora per poi seminare un cacciamilitare. Esatto. Nessun fenomeno atmosferico risponde a uno stimolo inseguendoti o schivandoti in quel modo. Nei casi di Kehoe avevamo un operatore radar a terra che comunicava l'esatta posizione e velocità di un oggetto solido e simultaneamente un pilota in volo che confermava il contatto visivo in quelle stesse coordinate. Quando macchina e occhio umano si allineano in tempo reale su un bersaglio solido in rapido movimento, l'ipotesi dell'allucinazione crolla miseramente. Inesorabilmente. E poi c'è una terza variabile fondamentale che Kehoe cataloga: le interferenze. Giusto. Se parliamo di campi elettromagnetici talmente potenti da manipolare la gravità, dovranno pure interagire con l'ambiente, no? Kehoe portò alla luce rapporti militari segretati, in cui i caccia, avvicinandosi a questi oggetti, subivano guasti temporanei spaventosi. Le radio andavano in corto, le bussole impazzivano del tutto. L'intuizione di Kehoe sugli effetti elettromagnetici fu letteralmente profetica. Capì che la propulsione doveva essere basata su principi elettromagnetici di una potenza inimmaginabile. E tutta questa mole di dati inconfutabili finisce nel suo libro del 1952, I dischi volanti vengono dallo spazio, che esce con un tempismo assurdo, proprio a ridosso dell'evento ufologico più plateale di tutto il XX secolo. L'estate del 1952. Il momento in cui il fenomeno smette di essere un avvistamento remoto nel deserto e si presenta direttamente nel cuore del potere globale, sopra Washington. Una serie di eventi incredibili. Tra luglio e agosto di quell'anno, i radar dell'aeroporto di Washington e della base aerea di Andrews rilevarono formazioni di oggetti non identificati esattamente sopra la capitale. E non stiamo parlando della periferia, parliamo dello spazio aereo super interdetto sopra la Casa Bianca e il Campidoglio. Il cuore nevralgico della nazione. Si può immaginare il panico nelle torri di controllo. L'operatore vede dozzine di contatti a velocità incalcolabili, scatta l'allarme rosso, mandano su i jet e appena i caccia si avvicinano, questi oggetti spariscono nel nulla a velocità siderale. Oppure, peggio ancora, si mettono in coda ai jet facendo un gioco del gatto col topo quasi umiliante. Una vera e propria dimostrazione di superiorità totale. Ma aspetta, la domanda che sorge spontanea è: se succede tutto questo sopra la capitale degli Stati Uniti, come ha fatto la società civile a non collassare? Perché non è scoppiato il panico totale? Come hanno fatto a coprire tutto? Qui l'analisi di Kehoe si fa lucidissima, perché evita le solite paranoie complottiste. Lui non vedeva il governo come una specie di entità malvagia con un piano oscuro. Ragionava da ex militare, mettendosi nei panni dell'aeronautica. Cioè, in che senso? Se ti trovi di fronte a una forza immensamente superiore, contro la quale la tua difesa aerea è pari a quella di un cavaliere medievale contro un elicottero d'assalto, ammettere l'impotenza semplicemente non è un'opzione. Ah, chiaro. Sarebbe come andare in diretta TV a dire cari cittadini, nei nostri cieli ci sono macchine che non sappiamo cosa siano e se volessero colpirci non potremmo difendervi. Esatto, è la ricetta perfetta per l'anarchia istantanea. La segretezza, secondo Kehoe, era puro contenimento tattico, mantenere l'ordine sociale, evitare crolli economici e non mostrare vulnerabilità di fronte ai sovietici. Una scelta pragmatica, insomma. Sì, ma per Kehoe questa logica del silenzio si stava trasformando in un danno cronico. Negare i dati radar visivi stava creando una frattura profonda tra istituzioni e cittadini, corrompendo la trasparenza scientifica. E questo lo porta a un'evoluzione inevitabile, no? A un certo punto scrivere libri non gli basta più. La frustrazione per questi insabbiamenti lo trasforma in un attivista puro. Scende in trincea. Nel 1956 assume un ruolo fondamentale diventando direttore del NICAP. Che non era un gruppetto di appassionati della domenica. Assolutamente no, il National Investigations Committee on Aerial Phenomena. Sotto Kehoe divenne un comitato ombra di altissimo livello. Il consiglio direttivo includeva ex capi della CIA, ammiragli, ingegneri aerospaziali, fisici. Tutta gente con credenziali di sicurezza pazzesche. Esatto, persone in pensione che volevano fare pressione per la verità. L'obiettivo era costringere il Congresso a indire udienze pubbliche, bypassando il monopolio dell'aeronautica militare. Un'aeronautica che gestiva la questione tramite il famoso Project Blue Book, giusto?
che Kyo detestava con tutto se stesso. Visceralmente. Secondo il NICAP, il Blue Book non era scienza, era un ufficio di pubbliche relazioni fatto per spazzare la polvere sotto il tappeto. Di fronte a casi clamorosi con tracciati radar, il Blue Book li derubricava a stelle cadenti o riflessi, ignorando la fisica pur di archiviare le pratiche. E questo scontro frontale porta la tensione alle stelle, fino a una rottura vera e propria, che avviene davanti a mezza nazione. Il 1958, l'incidente televisivo. Un momento storico. Prima serata significava decine di milioni di americani incollati allo schermo. E Kyo viene invitato in diretta nazionale. Il programma aveva concordato un copione tranquillo, per discutere del NICAP in generale. Ma Kyo capì di avere tra le mani il megafono più grande del mondo e deviò dal testo. Cosa fece esattamente? Iniziò a dichiarare, davanti a tutta l'America, che il governo aveva prove incontrovertibili dell'esistenza degli UFO e che l'aeronautica stava trattenendo intenzionalmente informazioni cruciali sulla loro origine, possibilmente extraterrestre. E a quel punto succede l'impensabile. L'audio di Kyo viene tagliato. Il microfono ammutolito in diretta. Non una sfumatura per la pubblicità, ma una censura brutale imposta a un ex ufficiale pluridecorato. Incredibile. Oggi magari silenziano i microfoni nei dibattiti politici, ma nel 1958 spegnere il microfono in diretta nazionale era come gettare una cisterna di benzina sul fuoco. Il silenzio in quei salotti americani deve essere stato assordante. Fu un suicidio mediatico per il network. Più tardi si giustificarono dicendo che era stato fatto per sicurezza nazionale, peggiorando ulteriormente la situazione. Generarono quello che oggi chiamiamo effetto Streisand. Censurando l'informazione l'hanno amplificata all'infinito. Esatto. I centralini furono intasati da cittadini furiosi e i giornali non parlarono d'altro per giorni. E questo interruttore abbassato trasformò Kyo. Da super esperto tecnico che parlava di forze centrifughe, divenne il volto della libertà di informazione. La gente si chiedeva: ma se il governo non ha nulla da nascondere, perché zittire un ufficiale in diretta? È una domanda lecita. Guardando l'intera vita di Kyo, morto poi nel 1988, si capisce la statura della sua eredità. In un'epoca di stigma sociale per l'argomento, lui ha imposto un rigore assoluto. La sua indagine si basava su dati strumentali, non su credenze o speculazioni filosofiche. Il suo passaggio da debunker pagato a leader per la trasparenza è davvero la prova più grande del peso dei fatti che ha esaminato. Una trasformazione radicale dettata solo dall'evidenza. Sono assolutamente d'accordo. Ha cambiato il paradigma dell'ufologia moderna. Mentre tiriamo le somme di questa immersione profonda, sono convinta che sia giusto lasciare a chi ci sta seguendo una riflessione finale, qualcosa su cui ragionare in solitudine. Abbiamo visto che Kyo pensava che il governo nascondesse i dati per evitare il panico di fronte a una tecnologia immensamente superiore. Ma c'è una possibilità, se ci pensi, ancora più agghiacciante da considerare, leggendo tra le righe di quella segretezza disperata degli anni 50. E se il vero motivo di quel muro di gomma, delle indagini depistate e dei microfoni staccati, non fosse il fatto che sapessero troppo? E se la segretezza estrema nascondesse invece la terrificante consapevolezza di non avere letteralmente la minima idea di cosa fossero quegli oggetti, di non sapere nulla sulle loro intenzioni e soprattutto di doversi rendere conto di essere, come razza umana, totalmente e inequivocabilmente indifesi? È una prospettiva che fa decisamente riflettere. Davvero. Un sentito saluto a chiunque ci abbia accompagnato fino alla fine di questa immersione. Alla prossima esplorazione.